La medicina generale deve recuperare il proprio ruolo di natura fiduciaria, ci vorrà del tempo per farlo, ma credo che alla base di queste condizioni si sia presa la direzione giusta. Così l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi oggi a Grado nel corso del convegno Costruiamo assieme il futuro, il nuovo assetto sanitario regionale. Un nuovo assetto che secondo Riccardi comprende il lavoro di tutte le professionalità coinvolte, demolendo l'approccio verticale per arrivare ad un'organizzazione in cui la multidisciplinarietà risulta valorizzata. Le competenze e le singole specialità non possono avere un confine perché il bisogno di salute delle persone è radicalmente cambiato, gli stili di vita fortunatamente si sono allungati, la scienza, la tecnica, la ricerca ci mette a disposizione opportunità importanti. Secondo l'assessore, l'accordo con i medici di medicina generale e quello con i pediatri di libera scelta sono strumenti fondamentali da cui prendere le mosse. Siamo alle porte anche dell'accordo con i sumaisti e quindi è una componente professionale importante di risposta ai bisogni dei cittadini senza che questi debbano inevitabilmente essere costretti ad andare all'interno di un ospedale o di un pronto soccorso. Ancora, la Regione, per affrontare il futuro, che comprende le case di comunità, ha nelle mani uno strumento efficacissimo. Per la prima volta vede la Regione nel corso del 2025 di definire una programmazione all'inizio dell'anno stanziando le risorse, non avendo la necessità nel corso dell'anno di rabboccare. Questo consente una programmazione più ordinata, consente una negoziazione con le direzioni generali su alcuni obiettivi, responsabilizzandole rispetto a quelli che sono i traguardi che vengono definiti all'inizio dell'anno.